Buongiorno mister, le chiedo qual è il tasto sul quale batterà maggiormente per la partita di domani con i suoi giocatori, considerando che l'Atalanta è una squadra molto forte ma che in difesa concede anche abbastanza. Grazie. Ma abbiamo lavorato bene durante la settimana, sapendo che l'Atalanta ha delle caratteristiche particolari, che gioca un calcio magari diverso rispetto alle altre squadre, quindi abbiamo provato delle contromosse da attuare per cercare di evitare la loro pressione feroce. Sono contento della settimana che abbiamo avuto, abbiamo lavorato con grande intensità perché sarà una partita intensa, loro ti portano a fare questo tipo di gara, però sono fiducioso per la gara di domani. Giovanni Guardalà, Sky Sport. Sì, buongiorno, non capitava da tanto tempo, no, di avere l'imbarazzo della scelta, c'è soltanto Bernardeschi fuori in questo momento. Le chiedo, in vista della partita di domani, visto che la scorsa volta ci aveva detto insomma, che Dybala ancora non era pronto, se invece per domani lo possiamo vedere tra i titolari o ancora presto, e come sta Bonucci, se anche lui magari ha bisogno ancora di recuperare. No, una grossa defezione c'è perché Cristiano purtroppo non sarà dalla partita. Non è riuscito a recuperare in questi giorni da un problema ai flessori, quindi anche con lui e col dottore era troppo rischioso portarlo nella gara di domani perché avrebbe rischiato dopo le tante partite un importante infortunio, quindi non si sentiva in grado di poter spingere come negli ultimi giorni di allenamento, quindi abbiamo preferito tutti insieme decidere di lasciarlo a riposo e di cercarlo di recuperare per la partita di mercoledì. Gianni Balzarini, Sport Mediaset. Buongiorno Andrea, una curiosità più che altro. Nel recente quarto di finale, no, hanno segnato Foden, 20 anni, Bellingham, 17 anni, in un quarto di finale appunto di Champions. Considerando che tu sei avanti rispetto ad altri tuoi colleghi, perché hai fatto esordire molti giovani dell'Under 23, per quale motivo da noi è un azzardo, per esempio, buttare dentro un Fagioli in un Atalanta-Juventus? Ma non è un azzardo, perché in questo momento ricordiamoci che Kulusevski ha 20 anni come gli altri, quindi magari passa inosservato, ma ha 20 anni, quindi ha giocato tante partite importanti, è sempre stato a disposizione, quindi non c'è stato il rischio di non vederlo in campo o di bruciarlo. Fagioli magari nel suo ruolo ha altri giocatori davanti, però non ci sarebbe nessun problema nel poterlo vedere in campo. Magari nelle altre squadre a livello europeo in queste occasioni hanno potuto sfruttarli perché hanno visto in loro certe caratteristiche che potevano tornare utili alla squadra, però durante l'anno non mi sembra che abbiamo avuto di questi problemi. Luca Bianchina, Gazzetta dello Sport. Mister, buongiorno. Quanto è serio questo problema di Ronaldo? Se ci può dire qualcosa in più, come nasce, e a questo punto se possiamo dare per scontato che Dybala giochi dall'inizio, ma credo evidentemente di sì. Grazie. Sì, no, Dybala giocherà all'inizio. Questo problema è nato già da lunedì, dopo la partita, non si sentiva, i flessori erano carichi, ha provato poi in questi giorni, i primi 2 giorni, a fare un po' differenziato, poi è uscito con la squadra ma non riusciva a spingere come voleva e come riteneva opportuno, quindi parlando anche con il suo preparatore, col dottore, anche con lui, era troppo rischioso poi cercare di portarlo a spingere, che dopo le tante partite, i tanti viaggi, anche le 3 partite della nazionale, come mi ha detto lui, lo hanno un po' condizionato, perché tra viaggi in aereo, partite che si tornava tardi, quindi un accumulo di tante gare l'ha portato a non riuscire a recuperare da questo fastidio. Filippo Bonsignore, Corriere dello Sport. Buongiorno mister, le chiedo quali risposte si attende dalla Juve domani e in generale in questa volata finale, grazie. Ma penso che abbiamo in testa tutti un unico obiettivo, che è quello di arrivare più in alto possibile. Abbiamo intrapreso questo cammino dopo la sconfitta con il Benevento, il pareggio con il Torino, vedendo che magari l'Inter era un po' più staccata, quindi ci siamo stretti verso questo nuovo obiettivo, che non è quello idoneo alla Juventus, perché ha sempre lottato per vincere il campionato. Adesso però purtroppo i punti sono
sono un po' distanti, e quindi l'obiettivo deve essere questo: cercare di chiudere alla grande il campionato, cercare di essere i migliori in queste ultime gare per arrivare all'obiettivo finale. Giovanni Albanese, Sport Italia. Sì, buongiorno mister, le chiedo come stanno Arthur e McKennie e se possono essere entrambi una soluzione dall'inizio, grazie. Sì, stanno tutti bene, si sono allenati regolarmente con buona intensità, e quindi sì, possono essere disponibili per la gara di domani. Giorgio Musso, calciomercato.it. Salve mister, l'Atalanta in questi anni ha messo in evidenza tanti singoli. Le chiedo se le piacerebbe allenare un giocatore come Gosens. Grazie. Ma più che come singoli, ha fatto un percorso di squadra che l'ha portato a arrivare a certi traguardi, che sono i quarti di finale di Champions League, e ogni anno a lottare per entrare nelle prime 4. Poi quando la squadra va bene, poi emergono anche i singoli, e Gosens è uno di questi, uno dei tanti che sta facendo molto bene nell'Atalanta. Ha raggiunto anche la convocazione con la nazionale tedesca, quindi è un giocatore sicuramente di grande valore. Stefano Tallia, Rai Sport. Sì, buongiorno. Ecco, appunto, andando avanti sul discorso dei singoli dell'Atalanta, perché si parla appunto del loro valore di gruppo come squadra, ma ci sono appunto anche delle individualità. Quali sono i giocatori o il giocatore che piacerebbe togliere a Gasperini domani? Ma sono tutti dei grandi giocatori, lo stanno dimostrando, magari qualcuno con delle spiccate caratteristiche, magari ce ne sono poche in Italia, come la forza fisica di Zapata o l'estro di Ilicic, perché penso sia uno con maggiore talento in Serie A, o lo stesso Pessina che sta facendo molto bene. Però è inutile elencare tutti i bravi giocatori dell'Atalanta, noi pensiamo alla squadra, quello che potrà crearci dei problemi domani pomeriggio. Passiamo a Romeo Agresti, Gol.com. Buongiorno mister, Bonucci in più interviste non ha mai fatto un mistero di aver avuto qualche problema nel marcare Zapata. Le chiedo se nelle scelte di un allenatore può incidere anche l'aspetto psicologico in tal senso. Grazie. Ma sì, no, nell'aspetto si guarda a 360 gradi, si guarda un po' tutto. Quindi Bonucci adesso è rientrato dal Covid, quindi sta facendo un tipo di lavoro particolare per cercare di tornare nella massima condizione. Però quando si fanno delle valutazioni per cercare gli 11 migliori da mettere in campo, si guarda un po' a tutte le caratteristiche. Però all'andata aveva fatto molto bene. Gianluca Dennino, La Stampa. Sì, buongiorno mister, soltanto più una specifica su Ronaldo. Non crede che forse c'è stato un errore di gestione? Cioè aver giocato 9 partite in un mese e mezzo porta a questa situazione in cui in una partita così delicata come quella di domani vi manca il miglior giocatore? Grazie mille. Ma le valutazioni sono state fatte, è sempre stato in buone condizioni. Purtroppo le 3 gare in nazionale gli hanno fatto fare un po' questo accumulo di partite. Anche lui prima mi diceva che doveva giocare solo 2 partite in nazionale, poi quel gol annullato con la Serbia che non li aveva portati a fare i 6 punti l'hanno costretto a giocare anche la terza, se no sarebbe tornato a disposizione della Juventus prima della terza gara. Quindi un accumulo di tutto, di viaggi, di partite, poi normale che possano portare a una stanchezza. Lo ha confermato Guardiola l'altro giorno, o anche un altro allenatore, non mi ricordo il nome, dicendo che sono state troppe partite, che le rose in questo momento sono troppo corte, quindi tutto questo porta poi ad avere questi infortuni. Ma l'abbiamo visto anche nelle partite di Champions. Lewandowski si è fatto male nella terza partita di nazionale, non ha potuto giocare i quarti di finale di Champions, quindi è normale che poi con tante gare a livello internazionale puoi perdere giocatori per strada. Alberto Mauro, Il Messaggero. Buongiorno mister, volevo chiederle se una delle soluzioni per mettere in difficoltà l'Atalanta potrebbe essere magari avanzare Quadrado sulla linea del centrocampo. Grazie. Sì, no, può essere una soluzione. Adesso abbiamo lavorato questa settimana per cercare di trovare dei punti deboli dove poterli far male. Può essere una soluzione Quadrado alto come Quadrado basso, però ho anche altri interpreti che possono variare per cercare di avere delle agevolazioni nella gara di domani.
Le ultime 2 domande, Simone Di Noi, tuttomercatoweb.com. Buon pomeriggio mister, le chiedo se ripensando alla gara che avete giocato all'andata c'è qualcosa in particolare che vorrebbe rivedere domani nella sua squadra. Grazie. Sì, la partita andata non era stata fatta male, avevamo fatto una buona gara, l'atteggiamento era stato buono, avevamo messo in difficoltà l'Atalanta con una buona pressione, questa non deve mancare perché loro ti portano a fare una gara ad alta intensità su livelli di gioco molto alti, quindi questa deve essere una delle prerogative per la gara di domani. E chiudiamo con Alberto Zanello, La Press. Buongiorno mister, ieri è arrivato il via libera del governo per il ritorno del pubblico negli stadi fino a 1.000 persone a partire da maggio. Volevo sapere cosa ne pensa e se questo può incidere considerando che a maggio avete 2 sconti diretti contro Inter e Milan. Grazie. Ma è una grande notizia, ma non solo per il calcio, perché vuol dire che tutto a livello mondiale si sta normalizzando e quindi è un bene per tutti. Poi se gli stadi saranno pieni vuol dire che la gente starà meglio, avremo anche l'opportunità di avere più persone per vedere le partite, però penso che a livello mondiale sia una buona notizia perché vuol dire che si sta normalizzando un po' il tutto.